Il Consiglio dei Ministri non impugna la legge regionale che regolamenta la ricettività turistica. Comune e Regione annunciano più controlli alle case affittate ai turisti. A Venezia continua a crescere il numero di appartamenti affittati ai turisti, più 20%, aumentano gli introiti della tassa di soggiorno ma si riducono le case per i residenti. Il tavolo tecnico per spostare una parte del traffico crocieristico fuori da Venezia prosegue nonostante la crisi di governo. Il 22 agosto, seconda riunione sugli approdi diffusi tra Fusina e Marghera. Progressivamente i passaggi a livello del Veneto saranno chiusi a Porto Gruaro, alle ore contate quello di Villa Storta grazie all'inaugurazione del nuovo sottopasso. Un ciclista veneziano è rimasto ferito in modo serio a causa di uno scontro con un cinghiale avvenuto mentre pedalava sulla sua bicicletta sui colli Euganei. Operazione antidroga dei carabinieri al parco albanese di Mestre, arrestate 2 persone per detenzione e spaccio di droga, recuperate anche somme di denaro frutto di proventi illeciti. Ruba il collega un borsello con all'interno 1.000 euro, un autista in servizio all'aeroporto bloccato dai carabinieri e denunciato grazie all'impianto di videosorveglianza. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque questi i titoli: il Consiglio dei Ministri ha deciso di non impugnare la legge regionale che regolamenta la ricettività turistica. Soddisfazione sia in Regione che in Comune per un settore in piena espansione che però sul fronte degli alloggi affittati ai turisti necessita di essere disciplinato. Missione compiuta, ha commentato l'assessore regionale al turismo Federico Caner. Il Consiglio dei Ministri ha deciso di non impugnare la legge varata da Palazzo Ferrofini il 19 giugno sulle disposizioni in materia di ricettività turistica. Si tratta di una questione particolarmente sensibile per Venezia, tanto che la notizia è accolta con soddisfazione anche a Cafarsetti. Non si tratta di fare la guerra ai proprietari e ai gestori degli alloggi, ha commentato Caner, ma di sottoporre un'attività per troppo tempo rimasta incontrollata al rispetto di principi che finalmente la disciplinino. Il problema della locazione turistica abusiva era già stato sollevato a livello ministeriale dal Comune di Venezia nel 2017 e le cronache si riempiono periodicamente di controlli che denunciano l'alloggiamento di turisti nei luoghi più disparati e ovviamente senza autorizzazioni. Ma le dirò che va fatto un controllo anche severo anche sulle case altre, se mi lascia. Io non lancio accusa, però un controllo severo. Vedo qualche porta con un sacco di nomi e non mi tornano i conti, non importa, e controlleremo dappertutto, visto e considerato che prima vengono i cittadini e poi vengono quelli che vogliono fare business sulla testa dei cittadini. Prima vengono i cittadini. A me spiace che qualcuno si sia arrabbiato, ma di solito i politici non fanno queste leggi. Se l'ho fatto vuol dire che lo faccio per il bene dei cittadini. Tra qualche anno qualcuno mi dirà aveva ragione. A Venezia l'aumento delle locazioni turistiche contribuisce anche a quel processo di erosione della popolazione residente che viene contrastato proprio con una disponibilità di appartamenti di edilizia pubblica che conta numeri tra i più alti in Italia, e proprio sulle preoccupazioni che ha generato in alcuni affittuari la riforma Ater il presidente Zaia torna ancora una volta a rassicurare. Non abbiamo fatto questa legge per fare delle angherie o fare dei dispetti a qualcuno, però è pur vero che con 14.000 persone che ci chiedono una casa Ater e sono senza reddito, è bene che si metta un po' in ordine quello che abbiamo. Allora, i cittadini non debbono temere, abbiamo fatto una delibera, quindi possono recarsi a Ater, dalle loro Ater, e chiedere nomi e informazioni rispetto agli aumenti di affitti, però è pur vero che a volte sento dire mi hanno decuplicato l'affitto, poi vado a vedere da 10 euro si passa a 100 euro. E poi magari vedi che sono 70-80 metri quadrati, oppure verifichi sono 250 metri quadrati, sto parlando di tutti i casi reali, oppure verifichi trovi 350, 780, 1 milione di euro in banca. Io penso che se le case Ater debbano essere per i poveri o per coloro che non ce la fanno, è bene che sia così. Già questa mattina gli assessori al turismo di Regione e Comune Federico Canere e Paola Mar si sono incontrati proprio per discutere del regolamento attuativo della legge regionale che disciplina gli alloggi in locazione turistica. I 2 assessori hanno concordato sulla necessità di promuovere controlli attenti, puntuali e continui. La nuova norma introdurrà tra l'altro un codice identificativo grazie al quale sarà possibile contrastare più efficacemente abusivismo e concorrenza sleale nell'attività di locazione turistica. A Venezia continua a crescere il numero di appartamenti affittati ai turisti, un dato che aumenta gli introiti per il Comune grazie alla tassa di soggiorno, ma che allo stesso tempo riduce le case per i residenti.
I numeri, si sa, non si discutono, eppure spesso esistono modi molto diversi di interpretare la stessa cifra. L'aumento del 20% di locazioni turistiche registrato a Venezia nell'ultimo periodo, ad esempio, visto da Cafarsetti, può essere interpretata come una manna capace di far salire il montepremi della tassa di soggiorno oltre il 1.600.000 euro nella sola prima metà dell'anno. Marco Gasparinetti, del gruppo 25 Aprile, invece, si fa portavoce di chi ha un'altra chiave di lettura. Quel più 20% di pernottamenti extra-alberghieri a Venezia significa un 20% in meno di posti letto disponibili per i residenti. A meno che l'obiettivo non sia quello di trasformare Venezia in un albergo diffuso, c'è poco da gioire. Nel metro quadro che si libera diventa locazione turistica. Quindi come veneziani dovremmo forse metterci una mano sulla coscienza e chiederci se questa è la città che vogliamo, una città in cui possono vivere soltanto i molto ricchi che possono comprarsi casa e i relativamente poveri che sono al di sotto delle nuove soglie ISEE. Se vogliamo fare qualcosa di concreto per questa città, gli strumenti ci sono, esiste anche una legge regionale, legge Caner, a cui dedicheremo un dibattito in Bragora il 20 settembre. Il problema di Venezia, sostengono dal gruppo 25 Aprile, non è il singolo che affitta ai turisti, ma la somma di tutti i singoli che non fanno altro, magari per mancanza di incentivi a fare diversamente. Il Comune sta sicuramente facendo la sua parte, anche perché siamo sotto lezioni, per quel che riguarda la riconsegna alla cittadinanza di tutti quegli appartamenti in proprietà comunale che per mancanza di restauro negli anni precedenti erano rimasti vuoti. Di questo diamo atto molto volentieri all'amministrazione comunale. Se abitare a Venezia non è un problema per chi ha disponibilità finanziaria e per chi, avendone poca, può entrare nella graduatoria degli alloggi popolari, a rimanere schiacciata nel mezzo c'è quella classe media troppo benestante per un aiuto pubblico, che però è allo stesso tempo troppo povera per affrontare un mercato dai prezzi proibitivi, una situazione che dovrà obbligatoriamente essere presa in considerazione. Il tavolo tecnico per spostare una parte del traffico crocieristico fuori dal canale della Giudecca va avanti, anche se cadrà l'attuale governo, quindi per l'autorità portuale appuntamento il 22 agosto prossimo per la seconda riunione dopo quella del 6 agosto scorso sugli approdi diffusi tra Fusina e Marghera. Il progetto Grandi Navi fuori dal canale della Giudecca va avanti, anche se questo governo non sarà più in carica e Danilo Toninelli lascerà il dicastero. Sugli approdi diffusi per spostare parte del traffico crocieristico dal bacino di San Marco si procede secondo la tabella di marcia. L'appuntamento quindi sarà per il 22 agosto prossimo per il secondo tavolo tecnico voluto dal Ministro. Resta in piedi dunque l'ipotesi di spostare parte del traffico su Fusina e Marghera. Questa l'idea paventata già durante la riunione del 6 agosto scorso, dove erano presenti autorità portuale, rappresentanti della Capitaneria di Porto di Venezia, l'Agenzia del Demanio e tutti gli enti partecipanti, tranne la Regione Veneto e il Comune di Venezia, ma invitati dall'attuale Ministro, per decidere definitivamente il blocco degli alberghi galleggianti fuori dal canale. Intanto, entro il 19 dovrebbero essere presentate tutte le azioni da intraprendere per utilizzare immediatamente gli attracchi diffusi, come le banchine Fusina in Lombardia. Il cronoprogramma, a quanto si apprende, è confermato anche perché l'intenzione è quello di accelerare e sbloccare l'impasse che fino ad oggi ha visto regalare momenti di forte tensione tra governo, comune e regione. L'obiettivo principale, ed è quello annunciato dal Ministro, dovrebbe essere quello di spostare entro fine del 2020 le prime 30 navi. Invece appare destinato a tramontare con la fine del governo l'ipotesi definitiva per il nuovo terminal individuato a San Nicolò del Lido o a Chioggia, bocciando invece la soluzione Porto Marghera, fortemente sostenuta dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e dal presidente della regione Luca Zaia, anche sulla scorta delle indicazioni dell'ultimo comitatone riunitisi nel 2017. Al voto subito per assicurare al Paese un governo stabile. Il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia non ha dubbi su come si debba risolvere la crisi di governo. Se si fa un governicchio sarebbe veramente tragica perché ci sono i numeri per garantire al Paese un governo stabile.
È una crisi di cui è difficile prevedere gli sviluppi, quella del governo Conte, in un quadro politico diviso tra chi chiede l'immediato ritorno alle urne, come Fratelli d'Italia e soprattutto la Lega, che sta sondando la disponibilità di Forza Italia in vista delle elezioni, e chi preferirebbe un governo di scopo. Il Movimento 5 Stelle, tramite Beppe Grillo, sonda la disponibilità di un partito democratico che con Zingaretti declina l'invito, ma le cui divisioni interne paiono oramai mature per la scissione dei renziani, che confluirebbero in un nuovo soggetto politico di cui sarebbe già pronto anche il nome, Azione Civile. Lo sviluppo della crisi appare incerto anche come tempistiche. Sul piatto c'è la votazione in aula della mozione di sfiducia presentata dalla Lega al Premier Conte. Io ho massima fiducia nel Presidente Mattarella, è lui poi garante della Costituzione, però è pur vero che se si va subito al voto, ed è esattamente quello che io penso, che chiediamo, riusciamo ad avere il nuovo governo alla volta di fine ottobre e primi di novembre, ed è questo l'obiettivo. Trascinare questa agonia con governicchi e soluzioni roccambolesche vorrebbe dire semplicemente non dare all'Italia un governo stabile, solido e che fa le cose. L'incertezza che viceversa ha caratterizzato l'azione di questo governo ha avuto, secondo Zaia, più di una ripercussione in Veneto. Non posso non rilevare come governatore del Veneto che ci hanno lasciati soli sulla Pedemontana, se oggi è sbloccata grazie a noi, che ci hanno lasciati soli sulla TAV, queste sono due opere, TAV e Pedemontana, che i veneti vogliono, non serve neanche fare un referendum. Ci hanno lasciati letteralmente soli sulle Olimpiadi, vi ricordo la posizione dei 5 Stelle sulle Olimpiadi, non vi dico dell'autonomia perché sotto gli occhi di tutti quanto freno a mano si sia tirato e tutto il resto. Una rottura ci voleva, basta reclami, liti continui e rimpalli. Vogliamo un governo che vada in un'unica direzione, vogliamo essere governati da chi metta l'impresa al centro, vogliamo fatti, questo è l'appello del numero 1 di Confindustria Veneto Matteo Zoppas, che continua. Una rottura degli schemi era necessario, Matteo Salvini si è preso questa responsabilità, ora vediamo dove ci porterà. Di certo non sono io a suggerire alternative, tocca al Parlamento e al Capo dello Stato Mattarella. Io dico solo che dell'immobilismo di questo governo eravamo stanchi, il Veneto, il nord, gli imprenditori auspicano che si facciano l'autonomia, si vada avanti con le infrastrutture, la TAV in primis, e si abbassi finalmente il cuneo fiscale. Progressivamente i passaggi a livello del Veneto saranno chiusi a Porto Gruaro, all'Eurocontato è quello di via Villa Storta, grazie all'inaugurazione di un nuovo sottopasso. Taglio del nastro a Porto Gruaro del sottopasso sostitutivo del passaggio a livello di via Villa Storta sulla linea ferroviaria Mestre-Trieste. Largo 6 metri e alto 3, il nuovo passaggio permette di superare velocemente sia la linea ferroviaria che la vicina variante alla statale 14, candidandosi a giocare un ruolo importante, se non addirittura decisivo, per questa zona della città. Questo passaggio in buona sostanza riesce a collegare i cittadini della zona di, chiamiamolo così, della piscina, della palestra con la zona nord di Portogruaro, e già oggi sentivo alcuni imprenditori dire beh, si potrebbe pensare di realizzare, e perché no? Perché non realizzare abitazioni, ovviamente dove il piano regolatore lo consenta? Perché non pensare a nuovi insediamenti? Il sottopasso di via Villa Storta rappresenta un tassello di un programma molto più ampio che prevede non solo l'eliminazione di altri 4 passaggi a livello nel comune di Portogruaro, ma interventi in tutta la regione. Diciamo che RFI lo chiama modello Veneto, con ampia soddisfazione da parte nostra, perché nel luglio del 2017 abbiamo sottoscritto con RFI un protocollo che prevede la soppressione di 80 passaggi a livello, di cui 25 sono già finanziati. I passaggi a livello creano destabilizzazione in quello che è il flusso normale della mobilità e della viabilità del territorio, ma ogni volta che un passaggio a livello viene abbattuto o si guasta, crea dei grossi problemi sulla circolazione dei treni, e quindi fa arrabbiare i pendolari, non li fa arrivare a destinazione, quindi i passaggi a livello devono assolutamente essere eliminati. Siamo ora alla cronaca, minacce di morte all'assessore regionale all'ambiente, una missiva anonima fa scattare l'allarme. 2 semplici parole, ma le più terribili che si possano immaginare: sei morto. Un biglietto anonimo che si trasforma nella minaccia peggiore all'interno di una busta recapitata nella cassetta postale dell'abitazione trevigiana dell'assessore regionale all'ambiente Giampaolo Bottaccini. L'ho trovata nei giorni scorsi, questa mattina ho fatto la denuncia ai carabinieri che si occuperanno appunto delle indagini. In ogni caso sì,
io vado avanti come ho sempre fatto fino adesso. Il tema è di quelli che scottano in tutti i sensi, i troppi roghi negli stabilimenti di smaltimento rifiuti del Veneto, gli ecoreati diventati una spina nel fianco evidente in una regione che deve fare i conti con i tentacoli della criminalità organizzata. In un articolo datato 13 gennaio scorso sul Gazzettino, Bottacin raccontava di aver mandato ai 571 sindaci veneti una lettera per chiedere loro di dotarsi di videosorveglianza contro i roghi per prevenire questi episodi. E proprio una copia dell'articolo si trovava nella busta con le minacce di morte. Messaggio chiarissimo. Su quella iniziativa, come su tutte le altre, noi comunque continuiamo ad andare avanti senza alcun dubbio. Massima fiducia ovviamente nelle forze dell'ordine, con le quali collaboriamo anche nel contrasto degli illeciti di rifiuti, e quindi insomma andiamo avanti. Indagine a tutto campo dei carabinieri per arrivare all'origine della missiva. Amministratori nel mirino, una situazione non facile di questi tempi. È un momento difficile anche perché c'è un clima nei confronti degli amministratori piuttosto non sereno. Sembra che qualcuno ha nel suo immaginario che gli amministratori siano mezzi delinquenti, invece forse gli amministratori o almeno la gran parte di essi non lo sono, ma stanno dalla parte dei cittadini onesti. Ma Bottacin ribadisce quello che già aveva scritto sul suo profilo Facebook come primo commento alla vicenda: si va avanti senza se e senza ma. Siamo stati eletti per questo e noi continuiamo ad andare avanti. A volte è difficile, però insomma io credo che sia nostro dovere, quindi continuiamo nella nostra strada. Ed ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, rimanete con noi. Siamo tornati nuovamente in studio con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali e continuiamo con la cronaca. Un ciclista veneziano è rimasto ferito in modo serio a causa di uno scontro con un cinghiale avvenuto mentre pedalava sulla sua bici sui colli Euganei. Bloccato a letto per 1 mese e mezzo a causa di un cinghiale. È lo scotto che un ciclista veneziano ha dovuto pagare per aver fatto una banale pedalata sui colli Euganei, dove il problema dei cinghiali si sta facendo sempre più pesante. L'incidente è avvenuto qualche giorno fa a Castelnuovo di Teolo, una delle zone più amate dai ciclisti di tutto il Veneto per la varietà di percorsi e soprattutto per l'aria buona che si può respirare alle pendici del Monte Venda. Il cicloamatore di Vigonovo, che ha 41 anni, era in compagnia di un gruppo di amici e stava scendendo verso il paese di Torreglia sulla provinciale 43. Nella zona delle trattorie e degli agriturismi. Improvvisamente gli si è parato davanti un cinghiale e il ciclista non ha neanche avuto il tempo di frenare. L'impatto è stato inevitabile e violentissimo, ma non per l'animale, che ha proseguito la sua corsa verso il bosco che confina con la provinciale. Non è andato altrettanto bene al cicloamatore, che è caduto a terra ed è finito contro il guardrail sotto gli occhi dei compagni di gita. Il 41enne non riusciva ad alzarsi in piedi ed è stato soccorso dagli amici, che hanno chiamato il 118. È stato portato d'urgenza al Policlinico di Abano, dove gli sono state riscontrate fratture multiple e altre botte giudicate guaribili in 45 giorni. È stato anche sottoposto a un intervento chirurgico di riduzione della frattura scomposta al malleolo, con l'inserimento di una placca e delle viti, mentre per le altre lesioni si è deciso il trattamento conservativo. Ora il malcapitato annuncia battaglia, ma la trafila per i risarcimenti di questi infortuni è molto lunga e complessa. Quella dei cinghiali sui colli Euganei è infatti una situazione che da tempo sta colpendo in modo drammatico l'agricoltura, ma a questo punto sono in molti a pensare che si tratti anche di un problema di incolumità di ciclisti e amanti delle passeggiate. Operazione antidroga da parte dei carabinieri, arrestate 2 persone per detenzione e spaccio di droga, recuperate anche somme di denaro frutto di proventi illeciti. Controlli da parte dei carabinieri contro lo spaccio di droga. I militari della compagnia di Mestre hanno intensificato gli interventi sul territorio. Ad essere monitorate l'area urbana mestrina e nella zona del quartiere Piave. Aumentata la vigilanza anche nei parchi pubblici con decine di perquisizioni e proprio nell'area del Parco Albanese in zona Bissuola i militari della stazione di Spinea, a conclusione di un mirato servizio di contrasto allo spaccio di stupefacenti, hanno arrestato uno spacciatore ghanese e messo fine ad un giro di droga. Dopo un'attenta attività di osservazione i carabinieri hanno sorpreso l'uomo senza fissa dimora a girarsi per il parco in attesa di incontrare i clienti per consegnare la droga. Il soggetto, che aveva scelto come punto di incontro una zona verde nelle vicinanze dell'ingresso, è stato bloccato dal personale in abiti borghesi. Sottoposto a controlli, l'uomo nascondeva all'incirca 20 grammi di marijuana e contanti in banconote di piccolo taglio.
Bloccato in flagranza di reato, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. Il secondo spacciatore ad essere fermato dai carabinieri, un giovane nigeriano trovato in possesso di diversi grammi di eroina e 300 euro in contanti. Alla vista dei carabinieri l'acquirente ha tentato di disfarsi dell'involucro gettandolo dietro una siepe, ma gli uomini della stazione di Martellago sono comunque riusciti ad individuare ed arrestare l'uomo, mentre gli acquirenti sono stati segnalati alla prefettura. Aveva approfittato di un momento di disattenzione del collega addetto al servizio arrivi dello scalo aeroportuale Marco Polo di Venezia per rubare un borsello con all'interno circa 1.000 euro, ma grazie alle immagini di videosorveglianza un autista è stato bloccato dai carabinieri ed è stato denunciato in stato di libertà all'autorità giudiziaria. Un autista NCC di servizio presso lo scalo aeroportuale Marco Polo di Venezia è stato individuato grazie al sistema di videosorveglianza dello scalo veneziano quale responsabile di un furto avvenuto ai danni di un operatore di servizio alla sala arrivi. La persona aveva lasciato incustodito il borsello per qualche istante e il ladro, approfittando del notevole flusso di passeggeri in entrata e uscita, non ci ha messo nulla a far sparire il borsello contenente la cifra di 1.000 euro. Denunciato il furto ai carabinieri, i militari hanno fatto partire immediatamente le indagini sulla scorta di altre segnalazioni ricevute in passato. Non è la prima volta che in aeroporto viaggiatori in attesa di imbarcarsi sono costretti a denunciare il furto di oggetti personali e dunque, visionando le immagini delle telecamere, è stato possibile individuare il ladro che è sembrato agire in maniera isolata. L'uomo, messo di fronte alle proprie responsabilità davanti ai militari dell'Arma, ha ammesso le sue colpe, restituendo il maltolto al derubato. L'autista è stato quindi denunciato in stato di libertà per il reato di furto aggravato. Si chiama BIC 2019, è il primo festival di comic, cosplay and games festival che si terrà il prossimo 14 e 15 settembre 2019 all'interno del villaggio San Francesco a Caorle. Aumentano sempre di più i cosplayer in Veneto. La passione di travestirsi dal proprio personaggio preferito diventa un hobby che contagia sempre più grandi e piccini. Indossare gli abiti che possono appartenere al mondo dei fumetti, dei videogiochi, dei cartoni animati o della letteratura fantasy diventa l'occasione per ritrovarsi in occasioni pubbliche e incontrare altri appassionati del genere. Una moda che unisce tutto il paese in giornate di gioco, feste e colori e che dà appuntamento a tutti a Caorle, in provincia di Venezia. Un evento, il BIC 2019, che si terrà il prossimo 14 e 15 settembre all'interno del villaggio San Francesco. Migliorarci, ogni anno scegliere degli eventi e dei prodotti che possono attrarre nuovi clienti e nuove persone che arrivano soprattutto dall'estero e collaborare con le strutture recettive della nostra città. E questo è uno di questi eventi e proprio per questo motivo lo portiamo all'attenzione anche del nostro territorio con una sfilata in una giornata del 14 settembre per poi continuare l'evento all'interno del villaggio sia nella giornata stessa che il giorno successivo. Quindi siamo molto orgogliosi di questo e speriamo che questo prodotto possa aumentare anche nelle giornate a partire già dal prossimo anno. L'evento si articolerà in una mostra mercato pronta ad accogliere stendisti da tutta Italia che metteranno a disposizione dei visitatori fumetti e gadget. Sicuramente il fumetto è la prima passione che ha un bimbo, perché quando nasce i genitori tra il Topolino, il Tex, Zagor, piuttosto che Mazinga, piuttosto che i fumetti giapponesi, sono sicuramente un qualcosa che passa attraverso le mani di tutti. Non mancheranno gli eventi a tema legati al mondo dei cosplay e gli appassionati del genere indosseranno i panni dei loro eroi preferiti, dal mondo dei fumetti a quelli dei videogiochi o dei film. Prima di chiudere vi ricordo questa sera 20:10 si parlerà del Ferragosto che è ormai alle porte. In studio Federico Caner, assessore al turismo della Regione Veneto. Questa era l'ultima notizia, vi lascio come di consueto le nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito, buona serata. Benvenuti al Meteo. Anticiclone sempre presente sul nostro territorio, il tempo si manterrà dunque buono. Vediamo il dettaglio di martedì 13 agosto. Sul Veneto prevalenza di sole con cielo al massimo poco nuvoloso,
Qualche acquazzone tuttavia sarà possibile al pomeriggio sui monti bellunesi e fin verso le pianure veronesi e vicentine. Temperature invariate, minime tra 21 e 24 gradi, massime tra 29 e 35 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia e Giulia, dove sarà soleggiato dappertutto, ma con qualche temporale pomeridiano sui rilievi pordenonesi e udinesi. Temperature minime tra 22 e 26 gradi, le massime oscilleranno invece tra i 29 e i 31 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, dove il tempo risulterà spiccatamente instabile, con alternanza di pause più asciutte e soleggiate ad altre maggiormente temporalesche. Temperature minime tra 20 e 21 gradi, massime sui 31 gradi. Dal meteo per ora è tutto, io vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci!